Dal Veronese alla Marca Trevigiana, territori colpiti da forti raffiche di vento e grandine, oltre 700 le chiamate ai vigili del fuoco per alberi caduti, tetti scoperchiati, nuova allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi. Verona e Peschiera colpite duramente dal maltempo della scorsa notte, 35 le persone soccorse dal SUEM e trasportate in 6 ospedali della provincia. Il Veneto questa notte nelle prime ore della mattinata è stato bombardato, servono ristori economici per i territori colpiti, così il presidente del Veneto Zaia, che ha sentito i ministri Salvini e Lollobrigida. L'omicidio di domenica nel quartiere Forcellini di Padova, si indaga per chiarire i motivi della lite tra i 5 albanesi, forse alla base un'ospitalità negata. L'omicidio di Margherita Cioschina Conegliano, che vede il marito accusato di essere il mandante, emerge che da anni l'uomo pensava di sbarazzarsi della moglie, che in passato lo aveva denunciato anche per minacce. 3 giovani ragazze di Musile vittime di incidenti stradali in poco meno di 2 settimane. Nel pomeriggio vertice tra istituzioni, forze dell'ordine e prefetto contro le stragi sulle strade. Il comune di Rosà non concede l'uso del parco richiesto dall'ANPI e salta la pasta asciutta antifascista. Polemiche sulla scelta della sindaca, che spiega non c'erano i presupposti per concedere l'area. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Edizione che si apre ancora una volta con l'emergenza maltempo, con i danni provocati dalla nuova ondata di grandine, vento e pioggia sulla nostra regione. Oltre 700 le chiamate pervenute ai vigili del fuoco in tutta la nostra regione tra la serata e le prime ore della mattinata di oggi per alberi caduti, tetti scoperchiati, allagamenti e grandine. I danni principali nelle province di Treviso e Verona e poi a Venezia, Padova e Belluno. Difficoltà anche nella linea ferroviaria, 8.000 i veneti rimasti senza elettricità. Duramente colpito il Veronese, con un lavoro straordinario per medici e infermieri del SUEM impegnati nel capoluogo Scaligero, ma soprattutto a Peschiera. 35 le persone soccorse e trasportate in 6 ospedali della provincia, tra loro anche un ragazzo di 16 anni di Zimella, che stamattina è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in sella alla moto quando si è trovato improvvisamente la strada sbarrata da un albero, abbattuto da nubifragio. Nel tentativo di evitarlo, il sedicenne è caduto sull'asfalto, scivolando e finendo contro un'auto che stava sopraggiungendo. Interviene il presidente del Veneto Zaia, che in queste ore ha sentito i ministri Salvini e Lollobrigida. Il Veneto questa notte nelle prime ore della mattinata è stato bombardato, dice Zaia. Servono ristori economici per i territori colpiti, è quello che chiederemo allo Stato. E allora iniziamo il nostro viaggio tra le zone maggiormente colpite. Andiamo nella Marca Trevigiana, nel quartiere del Piave. Una tempesta che ha distrutto ogni cosa: auto, lucernai, tetti, fotovoltaici, lampioni, coperture di aziende, scuole, edifici pubblici, sradicato alberi. Pochi minuti ed è stata la devastazione. È stata una cosa che è arrivata all'improvviso e sono momenti in cui si pensa poco, perché si ha la consapevolezza che bisogna intervenire. Questo video rende l'idea di quello che è accaduto in un attimo. Qui siamo a Pieve di Soligo, dove in giornata è arrivata la protezione civile. Proprio qui 2 persone sono rimaste ferite. Una ragazza è stata soccorsa dal sindaco. La ragazza aveva preso questo colpo sulla fronte e era rimasta tramortita. È stata accompagnata all'interno del locale, lì assistita, e poi durante la serata ha avuto malessere, per cui abbiamo chiesto venisse accompagnata al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Danneggiato in maniera importante anche l'orologio del campanile di Pieve di Soligo, letteralmente bombardato dalla grandine. In questo ufficio sono esplosi lucernari. Abbiamo trovato una situazione disastrata, nel senso che purtroppo 4 lucernari del nostro ufficio completamente esplosi. E chiaramente abbiamo pulito 3 ore, abbiamo contattato immediatamente il sindaco per far presente la situazione quale fosse, ma non solo qua, anche in altri condomini da me gestiti la situazione è analoga. Una bufera che ha colpito l'area pedemontana: Grappa, Pederobba, Colli Asolani, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Cornuda, Susegana, Montebelluna, Conegliano, Gaiarine, Vittorio Veneto, Treviso e vari comuni limitrofi. Una galleria allagata sulla strada provinciale 86 a Vittorio Veneto. Oltre un centinaio le richieste di interventi dei vigili del fuoco.
che hanno lavorato ininterrottamente notte e giorno. 4 le persone con ferite lacero-contuse alla testa e portate con l'ambulanza in ospedale. Un'altra ventina invece si sono recati in pronto soccorso autonomamente per ferite, contusioni legate al maltempo, cadute o tagli da vetri rotti. Molte zone si sono ritrovate senza energia elettrica. Ci troviamo a Mosnico, guardate la forza del vento, che cosa è riuscita a fare? Ha sradicato un albero come questo, guardate. Ma poi basta spostarsi di qualche metro, qui il vento ha divelto i pannelli di copertura, qui invece siamo a Farra di Soligo, dove sono stati sradicati oltre una trentina di alberi, grandine come palline da tennis, ci dice il sindaco Perencin, danni ingenti anche in questo comune. È una situazione veramente molto complessa, molto difficile e ho visto veramente molta gente preoccupata e qualcuno anche piangere, che forse è la cosa che più mi ha toccato in queste ore di difficoltà. Immediata la richiesta dei comuni dello stato di calamità. Grandinata anche nel Padovano, vediamo la situazione. Le linee ferroviarie sono interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova. È solo una delle conseguenze della nuova ondata di maltempo che ha investito la nostra regione. Paralizzata la tratta ferroviaria, grandine e forti piogge si sono abbattute anche nel Padovano. Questa volta ad essere colpita è stata la città e soprattutto la zona di Selvazzano e Tencarola dei Colli a Tre Ponti di Teolo e Rovolon, dove palline di ghiaccio sono cadute copiose. Grandine anche a Cadoneghe, il comune che già aveva subito danni ingenti con la tempesta di mercoledì sera che ha danneggiato ben 150 alberi. I vigili del fuoco sono alle prese con interventi di rimozione di rami abbattuti dal vento, già 16 interventi eseguiti, altri 18 in fase di realizzazione anche nelle zone di Albignasego e Montegrotto. Intanto i comuni che nei giorni scorsi sono stati flagellati dal maltempo continuano la conta dei danni, come a Vigonza, dove il sindaco Gianmaria Boscaro ha inviato una nuova richiesta danni alla regione dopo la tromba d'aria di sabato. Ho inviato questa mattina una nuova lettera in regione facendo presente che dopo la grandinata abbiamo avuto un altro evento atmosferico con nuovi danni. Al momento rispondo alle richieste di tanti cittadini che mi chiedono di avere risarcimenti, dicendovi che al momento non abbiamo risposte né dalla regione né dal ministero, che stanno facendo tutte le procedure previste per la dichiarazione dello stato d'emergenza e dello stato di calamità naturale. Il sindaco ha effettuato nuovi sopralluoghi con gli agronomi nei parchi che restano chiusi. Il comune qualche tempo fa aveva stanziato 100.000 euro per le potature straordinarie, ma è come ora questi interventi saranno necessari. Oltre 300 invece i lampioni dell'illuminazione pubblica danneggiati. Adesso stiamo continuando con le varie squadre nella pulizia delle strade e con la sistemazione degli edifici pubblici. Alcuni hanno avuto un grosso colpo per la doppia combinazione di grandinata e tromba d'aria, ma stiamo riuscendo a garantire tutti i servizi pubblici. Il governatore del Veneto ha fatto sapere che lo stato di emergenza regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. E la Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino per allerta arancione su tutto il territorio, gialla sul bacino idrografico dell'Alto Piave, quindi nel Bellunese. L'allerta è valida dal pomeriggio di oggi fino alla mezzanotte, sempre di oggi. Adesso la cronaca con l'omicidio di domenica nel quartiere Forcellini a Padova. Si indaga per chiarire i motivi della lite tra i 5 albanesi. Avrebbero negato l'ospitalità ad un connazionale, da qui la lite e l'accoltellamento dell'amico. Potrebbe essere questo il fattore scatenante della sanguinosa lite culminata nell'omicidio del 24enne albanese Albert Deda, che domenica pomeriggio ha scosso il quartiere Forcellini a Padova. I presunti autori dell'omicidio, i fratelli albanesi Ilmi e Clinton Rakipai, potrebbero svelare il mistero del movente durante l'interrogatorio di garanzia del loro arresto, che si svolgerà domani a Gorizia. Poi la procura trasferirà tutti gli atti a Padova, procura titolare dell'indagine. I due fratelli di 19 e 24 anni sono stati fermati mentre cercavano di raggiungere il confine, ma sono stati bloccati dalla polizia stradale a 20 km dalla Slovenia. Insomma, una lite per futili motivi. I carabinieri che stanno svolgendo le indagini sembrano escludere la pista del regolamento di conti o di questioni legate alla droga. I 5 albanesi coinvolti sono tutti incensurati. Gli altri 2 giovani feriti restano piantonati in ospedale perché si temono vendette. Uno dei 2, quello ferito più leggermente
Ulteriormente avrebbe ammesso che la lite sarebbe scoppiata dopo il rifiuto dei fratelli Rakipai di ospitare un connazionale appena arrivato in Italia. Le ferite alle mani di Ilmi e Clinton sono compatibili con quelle di una rissa, ma si esclude che possano aver agito per legittima difesa. Domenica pomeriggio la violenza sarebbe prima esplosa all'interno dell'appartamento e la vittima, Albert Deda, sarebbe anche stato colpito con una testata. Poi la resa dei conti nell'androne con l'accoltellamento mortale all'addome. Tra un paio di giorni dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo del 24enne, che risulta ancora residente nell'appartamento di via Dorighello, dove vivono in affitto i due fratelli arrestati. I carabinieri hanno cercato l'alma del delitto anche lungo l'argine tra via Gattamelata e via Filiasi, a pochi metri dal luogo del delitto. Nella macchina usata per la fuga, infatti, sono state trovate tracce di sangue da gocciolamento, segnale che i due fratelli avrebbero portato con loro il coltello durante la fuga e poi forse lo hanno lanciato in acqua. In procura a Treviso il punto sull'omicidio di Margherita Ceschin, conegliano di cui il marito Enzo Lorenzone è accusato di essere il mandante. La donna lo aveva denunciato in passato anche per minacce, e mentre si cercano i due sicari che mancano all'appello emerge che da anni l'uomo pensava di sbarazzarsi della moglie. Siccome questa signora è di origine meridionale, le aveva chiesto se dalle sue parti di provenienza conosceva qualche soggetto collegato alla criminalità che fosse disposto a impartire una lezione molto forte alla signora Ceschin e al limite anche a farla fuori. Meditava già da anni Enzo Lorenzone di eliminare la moglie dalla quale si stava separando, Margherita Ceschin, la 72enne di Conegliano, trovata morta nel suo appartamento la sera del 24 giugno. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica, Marco Martani, incontrando la stampa insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Massimo Ribaudo. Martani ha raccontato che a indagini appena avviate una donna con cui l'80enne di Ponte di Piave aveva avuto una relazione si è presentata spontaneamente in caserma per raccontare della richiesta che l'amante le aveva fatto nel 2017, ben 6 anni fa. La premeditazione vera e propria sicuramente inizia prima del 14 di giugno, quando viene accertato il primo sopralluogo degli esecutori materiali che poi si incontrano con lo stesso Lorenzon davanti all'abitazione della signora Ceschin. Quindi era premeditato almeno da settimane. Denunce reciproche, una da parte di Margherita anche per minacce e rancori. Lorenzone era ossessionato dal contenzioso economico con la moglie, che riceveva da lui un assegno mensile di 10.000 euro. Qualcuno che lo aiutasse a reperire dei sicari alla fine l'avrebbe trovato, l'attuale compagna dominicana di 32 anni di Lesi, Lorenzo Guzman. Noi riteniamo che sia stato il tramite tra Lorenzone e gli esecutori materiali, quindi il ruolo è importante. Tra 10 e 15.000 euro a testa, tanto Lorenzone avrebbe pagato o avuto intenzione di pagare gli esecutori dell'omicidio. 2 le persone che la procura sta ancora cercando e che sarebbero rientrate in Spagna, da dove erano arrivate per compiere il delitto, l'indomani dell'omicidio a bordo dell'auto di Lorenzone. Fatto questo che aveva iniziato a preoccupare molto l'80enne perché lo collegava direttamente all'omicidio, tanto da essere intercettato in auto dopo il funerale mentre parlando da solo diceva a voce alta che la vettura, un Freelander, andava portata in montagna e bruciata. Nelle prossime ore uno dei 4 arrestati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere potrebbe decidere di parlare. Potrebbe uno degli indagati farsi interrogare e quindi rispondere alle domande del pubblico ministero e dare la sua versione dei fatti. Quello che rischiava di passare come un furto in casa finito male ha preso alla fine tutt'altri contorni. Siamo contenti di aver potuto dare un'interpretazione che a questo momento pare per noi credibile, che è stata portata al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ha consentito in soli 30 giorni di ricostruire la vicenda con grande dettaglio. Tragedia a Borso del Grappa, un parapendio è precipitato, ha perso la vita la pilota, una donna straniera di 37 anni, probabilmente di origine polacca. Si sta procedendo per recuperare il mezzo e il corpo con l'elisoccorso di Treviso. Ci fermiamo per la pubblicità. Eccoci in diretta. Musile di Piave piange in meno di 2 settimane 3 giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo, il 26enne Nicolas Maritano. Ebbene, nel pomeriggio nel comune veneziano c'è stato un vertice tra istituzioni, forze dell'ordine e prefetto contro le stragi sulle strade.
Un confronto tra le istituzioni del territorio e il municipio Musile di Piave dopo l'ennesimo incidente stradale che ha visto nei giorni scorsi la morte di giovani vite tra San Donatese e Jesolano. Le tragedie che si sono registrate in materia di incidenti stradali in queste ultime settimane preoccupano un po' tutti e con il sindaco di Musile abbiamo concordato questo incontro perché c'è la necessità di dare un segnale diverso. Un segnale che è fatto di controlli, che è fatto di intensificazione di un'attività di prevenzione che parte dagli autovelox ai controlli alle persone per quanto riguarda l'alcol test, l'assunzione di sostanze stupefacenti, ma soprattutto attraverso una idea di un progetto di comunità. L'USL competente per questo territorio ha già programmato da tempo una serie di iniziative, tra cui un video per sensibilizzare soprattutto i giovani. Se l'obiettivo nostro è quello di fare una maggiore, più incisiva prevenzione, io credo che enti locali, forze di polizia, prefettura, USL, polizia stradale e quant'altro, polizia locale, debbano concorrere a questo obiettivo. E la riunione di oggi ha questo specifico scopo. Il sindaco Silvia Susanna è decisa, insieme ai colleghi, a promuovere azioni concrete di sensibilizzazione e promozione alla sicurezza. Bella l'iniziativa che abbiamo intrapreso come comuni della conferenza dei sindaci con l'ASL proprio per fare questi video che hanno lo scopo di sensibilizzare, quindi quantomeno di far riflettere il giovane nel momento in cui si mette alla guida. Poi sappiamo che ci sono le fatalità, iniziative anche da parte dell'amministrazione comunale per cercare di coinvolgere i giovani in un progetto che, come diceva prima il prefetto, è un progetto di comunità, quindi il fatto comunque anche tra amici di aiutarsi e di rendersi conto quando magari un amico non è in grado di guidare oppure si è un po' esagerato, quindi di trovare dei deterrenti che non possono essere solo e solamente quelli provenienti, diciamo, dalle istituzioni, ma anche proprio dalla sensibilità di ciascuno di noi. La riunione di oggi secondo me è stata molto importante, quantomeno come segnale di attenzione nei confronti di questo fenomeno che sta raggiungendo delle cifre impressionanti. Il comune di Rosà non concede l'uso del parco richiesto dall'ANPI e salta la pastasciutta antifascista. Scoppia la polemica. 80 anni fa, il 25 luglio del 43, dopo la riunione del Gran Consiglio, Mussolini venne destituito e arrestato. La notizia fece il giro d'Italia e a casa di Alcide Cervi, i cui 7 figli furono massacrati dai fascisti pochi mesi dopo, ci fu la prima pastasciutta antifascista. Una festa di pace in un momento di guerra, con il burro e il parmigiano presi a credito per dar da mangiare a più persone possibili. Oggi, esattamente 80 anni dopo, la pastasciutta antifascista di Rosà non si terrà, perché la sindaca Elena Mezzalira ha deciso di non concedere l'uso del parco di San Pietro all'ANPI di Bassano, Marostica, Valbrenta e dall'altopiano dei 7 comuni. Il motivo? Per la prima cittadina non si tratterebbe di un appuntamento conviviale o culturale e quindi non andrebbe a collimare con la concessione del parco pubblico. Apriti cielo, una pioggia di critiche caduta sull'amministrazione rosatese, aprendo una polemica che potrebbe rapidamente diventare a carattere nazionale. Un attacco durissimo è arrivato dalla CGIL di Vicenza, mentre Rifondazione Comunista parla di amministrazioni di centrodestra che utilizzano argomenti pretestuosi per impedire di mantenere vivo il ricordo della lotta di ribellione dal nazifascismo. E la consigliera regionale del PD, Chiara Luisetto, dice che le motivazioni legate a disordini e ordine pubblico citate nelle comunicazioni del sindaco con gli organizzatori sono inaccettabili. Una scelta, quella della Mezzalira, accusa Luisetto di pura strumentalizzazione politica. La risposta della prima cittadina di Rosà non tarda ad arrivare. Eccola integralmente. Solo venerdì abbiamo ricevuto la richiesta di realizzare questa manifestazione in un'area verde che è regolamentata dal comune e che ne prevede un uso socio-ricreativo. Il titolo dato all'iniziativa, che è pastasciutta antifascista, forse fa intendere che non si tratti solo di un evento conviviale o culturale, tanto che la strumentalizzazione che ne è stata fatta anche in data odierna dalla consigliera regionale del PD e la sua presa di posizione mi lascia alquanto perplessa, quindi noi come amministrazione non ci sentiamo di consentire l'utilizzo di quest'area per questa finalità, sono liberi di trovare un'altra sede per la stessa iniziativa.
L'ANPI ha deciso di non replicare. L'unica replica sarà affidata al silenzio di un flash mob che si tiene in serata nella zona in cui si sarebbe dovuta tenere la pastasciutta antifascista. Ma i ben informati riferiscono che la vicenda è appena iniziata. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Fine dell'intensa ondata di calore. L'anticiclone africano molla la presa. Tempo in genere buono e caldo più moderato e sopportabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà più stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata, tuttavia, non si esclude qualche isolato piovasco, più che altro limitato ai rilievi, ma in possibile estensione anche alle pianure limitrofe, localmente anche di forte intensità. Temperature in diminuzione, minime tra 11 e 18 gradi, massime tra 25 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso saranno possibili ancora dei residui rovesci sparsi. In seguito deciso miglioramento del tempo con più sole. Nel pomeriggio sulla zona montana non si esclude qualche temporale. Temperature minime tra 13 e 21 gradi, massime oscillanti tra i 26 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tempo più soleggiato, salvo alcuni temporali sulla cresta di confine. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.